Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati con noi e con i nostri numerosi ospiti, perché sarà una puntata molto particolare ed estremamente interessante. Allora, è l'occasione un po' per rifesteggiare, perché diciamo che è l'anno del festeggiamento, degli 80 anni di ANCE Padova. Parliamo di costruttori edili, settore comunque ampio, settore delle costruzioni. Parliamo attualmente di circa un centinaio di importanti imprese variegate, poi vedremo di capirlo anche meglio, quindi non soltanto edilizia in senso stretto, ma grandi opere, viabilità, strade e tanto altro. Parliamo del settore di Padova e provincia, che però emblematicamente riprende tante altre aree del nostro territorio. E lo facciamo, e non è stata una cosa semplice, quindi diamo il merito alla attuale Presidente, grazie di essere qui con noi ed aver fatto anche questo lavoro di riunione degli ex Presidenti. Monica Grosselli, geometra Monica Grosselli, attualmente Presidente, grazie di essere qui con noi. Grazie Elena, buonasera ai telespettatori. Per avere degli ex presidenti che tra l'altro hanno ricoperto il loro mandato in periodi emblematici della storia di ANCE. Non andiamo indietro al 1945, quando proprio si è costituita ANCE come costola di Confindustria, poi nel 91 si è resa autonoma come associazione autonoma, sempre nell'ambito comunque di Confindustria, quindi stiamo parlando di imprese importanti. E allora con loro ripercorreremo proprio alcune tappe significative, torneremo indietro nel tempo e vedremo anche dei periodi storici, contestualizzandoli e cercando di risolvere le eventuali criticità guardando avanti, soprattutto con la Presidente, guardando il futuro. Allora vi presento i nostri super esperti. Ben arrivato qui con noi l'ingegnere Leonardo Antonio Cetera, che è stato presidente 2005 per secondo mandato, ma poi anche precedentemente nel 91. Grazie di essere qui con noi, quindi ha fatto un bel periodo. Ha abbracciato. Ne copro due. Ne copre due. Prende il periodo 91 Tangentopoli e 91, poi 93, era Lemon e Brada. E poi 2000, No. Vengo da un periodo, dopo ne parleremo. Dopo, sì. Quindi un periodo comunque sempre criticità, sempre criticità, periodi non semplici. L'ingegner Tiziano Nicolini, 2009-2012. Grazie anche a lei di essere qui con noi. A lei e a tutti i telespettatori. Un periodo che potrebbe definire come, in una parola. È stato un periodo critico dovuto, la partenza è stata, come accennava lei, la Lehman Brothers americana che è andata in default e c'è stata una cascata di problematiche che sono riversate sul mercato, sugli aspetti finanziari e sull'edilizia in particolare. E comunque 2009 abbiamo sì. Prezzi che incominciavano leggermente a scendere dopo un picchi del 2008, sì, no? Per quanto riguarda il nostro territorio, per cui anche lì vedremo ad analizzarle insieme. La Presidente, attualmente, grandi speranze, Presidente. Grandi speranze sempre, noi costruttori guardiamo sempre al futuro con ottimismo. E comunque vedremo anche le criticità per il settore costruzione dell'area di Padova, insomma lì già si aprono dei versanti interessanti su cui tutti quanti voi avrete qualcosa da ridire. Andiamo al dottor Luigi Ometto. Buonasera. Ben arrivato. 2013, crisi del settore immobiliare, 1 milione di posti in meno di lavoro e poi purtroppo il periodo drammatico dei suicidi degli imprenditori. Anche lei ha affrontato un momento abbastanza particolare, sì, difficile. Il mio è stata una transizione dalla crisi, importante crisi, fino al 2017, il periodo del nuovo codice dei contratti. Sì. È importantissimo, diciamo che ha dato una svolta un po' al nostro mercato e al periodo dell'inizio dei bonus. Dopo entreremo nello specifico. Architetto Mauro Cazzaro, 2017, ripresa, Covid che ha bloccato tutto. Però poi ben arrivato anche a lei, crisi energetica, materie prime impennata, insomma dopo c'è stato anche lì salita e discesa abbastanza. Sì, diciamo che a parte il momento Covid che l'abbiamo subito tutti, ognuno per il suo, dopodiché c'è stata la tempesta perfetta che è data dall'aumento dei costi energetici che ovviamente incidono moltissimo nell'edilizia perché ma dopo ce lo spiegherà bene, di conseguenza c'è stato da divertirsi, insomma. C'è stato da divertirsi, però lei è sempre ottimista, sì. Sempre stato ottimista. Allora, prima di incominciare a fare uno spaccato storico, perché poi con i vostri racconti i nostri telespettatori andranno indietro nel tempo, si ricorderanno, tanti diranno, sì, in quel periodo io ho comprato casa, io ho venduto, io ho visto, ho fatto, perché poi chi ci ascolta sono anche non solo imprenditori, ma sono persone come tanti. Presidente,
È significativo questa reunion ed è stata brava a riuscire a farli venire. Sì, grazie, io ci tenevo, questo è l'anno degli 80 anni di ANCE Padova, quindi stiamo facendo tutta una serie di eventi per festeggiare, insomma, un'associazione storica come la nostra e che rappresenta un settore importante come quelle delle costruzioni. E ci tenevo in particolare, ci siamo trovati in un'occasione non molto felice, un funerale tra l'altro di un altro ex presidente che è venuto a mancare, ex presidente Pavin, e ci siamo guardati e ci siamo detti siamo tutti qua, ma perché non ci troviamo e non ne parliamo assieme di quello che sono stati questi anni che noi abbiamo vissuto, noi tutti, insomma io sto vivendo adesso come presidente e loro prima di me. Ecco, quindi è stato sicuramente una cosa importante, credo anche per l'associazione, questo incontro e quello che stiamo facendo qui oggi, grazie a lei Elena. E soprattutto per ricordare, lei giustamente ha detto un ex presidente, ricordiamo infatti che Giancarlo Pavin è stato presidente nel periodo 2001, quindi anche lì un'era molto particolare, per dare onore a tutti coloro che sono stati presidenti, che sono prodigati, a tutti gli imprenditori del settore. Allora io vorrei proprio incominciare con lei, perché si diceva adesso un centinaio, no, di imprese, però al tempo eravamo in 180, 190. Quasi il doppio. Sì. Cosa è successo in quegli anni? Quindi lo ricordiamo di nuovo, 2005, però lei ha incominciato 91, caspita, sì, 91. Nel 91, io ho fatto fino al 93. Era un altro mondo, anzitutto avevamo un'altra tipologia di imprese, avevamo anche caratteristiche diverse, cioè all'epoca si faceva più, direi, edilizia. Quindi gli associati erano costruttori del settore? Tutti, sì, pochi si caratterizzavano nel campo stradale, nel campo acquedotti, fognature, però si cominciava a differenziarsi. Erano anni in cui all'improvviso ci è capitato nel 2003, ve lo ricordo, qualcuno non era nato, l'arresto di Mario Chiesa, e tutto lì cominciato a metà 1993. 93. E con quell'arresto è crollato un sistema, c'era un sistema. È scoppiata Tangentopoli. Sì. Ecco, io devo dire che ho per molto tempo, anche in Confindustria, difeso i costruttori, perché venivamo all'inizio identificati solo come noi, perché eravamo noi in effetti i più colpiti dal sistema. Ma anche coinvolti o solo colpiti? No, sono stati... Io devo dire che in un'assemblea che ho fatto c'è stato un arresto durante l'assemblea, cioè eravamo colpiti, si stava dentro 2 giorni e si usciva dicendo sì è vero, ho pagato questo, lo facevano tutti. Devo dire, lo chiamavo sistema, ma così è stato. Solo che non è stata capita così all'inizio e poi pareva che Confindustria fosse le grandi industrie fuori del sistema. Erano tutti dentro ed è stato poi chiarito, in effetti è storia dopo, no? E dopo si è ripartiti, è cambiato, sono crollati i partiti, nel 94 hanno chiuso, il PC ha chiuso, è nato il PDS, è nata la Lega, l'anno dopo, 94, Berlusconi, quindi è cambiato. Poi non so se è cambiato il sistema, io non lo voglio, sto dicendo che è mutato tutto. Ecco, noi abbiamo vissuto quegli anni e devo dire che il collegio si è difeso e direi che si è difeso bene perché lo meritava. Avevamo grandi aziende, la Grassetto, ne ricordo qualcuna, la Grassetto, la Schiavo, l'Elettrobeton, cominciava a crescere anche l'Aumetto, Finesso, Scarparo, avevamo fior di aziende. Quindi era un periodo anche importante per le aziende stesse, perché erano nomi che hanno fatto delle opere... Beh, il fatto che sono cominciate allora le grandi opere di Padova. All'epoca si veniva da un'epoca di condomini, la ricostruzione del dopoguerra, sono le aziende che erano piccole nel dopoguerra, sono cresciute e nel 93 ormai erano fior di aziende, quindi è cominciato lì quasi il campo pubblico, direi che prima si è fatto poco e Padova è cambiata, bene o male è cambiata. Oggi il cambiamento è più importante. Volevo chiedere, lei c'era in quegli anni? Certo. Era un imprenditore? Un bimbo era. Un bimbo. Impresa di famiglia? Impresa di famiglia, certo. Che settore? Perché abbiamo detto che è frastagliato. Il nostro core business sono sempre stati i restauri. Anche se operavamo nell'edilizia civile e industriale, ma comunque noi
la predilezione nostra è sempre stato il restauro. Come andava in soprattutto quel periodo? Quando ho fatto presidente io? No, quando in questo periodo qui stiamo percorrendo io, i diciamo memori. che io pur operando negli appalti pubblici l'ho vissuto in pieno, perché noi a quel tempo là lavoravamo anche per l'ospedale di Padova e non sono stato coinvolto in nessuna maniera. Diciamo, sono stato fortunato, non lo so, ma però Tra i pochi. Tra i pochi che non ha, credo che non ha. Io sono stato sentito una volta e basta, ho raccontato la tutti mia sono storia. stati No, sono stato sentiti, sentito, anche, ma come sì. persona Certo. informata sui fatti. Io ho avuto ore, perché ero presidente. Sì, quindi certamente. Non ho mai avuto nessun problema e quindi. Certo. E lei cosa ricorda di quel periodo? Ma lo ricordo bene perché dopo... Scusi, l'impresa, settore? Impresa Ometto Costruzione. Ometto costruzione, vabbè. Dopo l'ingegner Ceta il presidente è stato mio padre, e quindi... No, prima. Prima di te. Io ho fatto il vice e lui era presidente, è stato un gran presidente tuo papà. Comunque c'era quel periodo in cui logicamente i presidenti o ex presidenti erano presi di mira, nel senso che dovevano essere loro le menti di questo sistema, anche se in realtà non era vero. E quindi siamo stati come azienda abbastanza perseguitati e quindi era un periodo sicuramente molto nervoso. E dopo i coinvolgimenti non c'erano, però non abbiamo dormito tante notti, ci hanno veramente rovinato la vita, eravamo tutti al centro del mirino, tutti colpevoli. Ma sostanzialmente, per chi non ha vissuto o è più giovane, come può essere stata la Presidente, o magari ci sta ascoltando, è in quella fase di cavallo dove sentivi dire ma non conoscevi tanto perché eri troppo giovane, eccetera. No, non ero più tanto giovane, vivevo, ho vissuto. Ma lei cosa direbbe per aiutare chi invece adesso ci sta ascoltando e non ha vissuto quel periodo, che era il nodo della questione? Il problema è un problema culturale in Italia. Cioè, in Italia sarà difficile sradicare questo sistema. Io ho provato a vivere nel mondo dei lavori pubblici per anni e sono 15 anni che non faccio più un lavoro pubblico, proprio per un rifiuto al sistema. Io il pubblico proprio l'ho cancellato, ho ancora le iscrizioni SOA, le mantengo, cioè tutte quelle iscrizioni per certi lavori pubblici, ma io sono passato dal 90% del lavoro pubblico e 10% privato al 100% del lavoro privato, e finché posso andare avanti così, cerco di andare avanti così e non partecipare. Perché purtroppo è un sistema che è difficile poi da sviscerare le cause, perché sono molteplici e molto spesso è la stessa normativa nostra che porta a questa situazione. Una normativa complicata, farraginosa, che serve sempre avere qualcuno che ti dà una mano, un suggerimento, e a volte il suggerimento supera certi livelli e quindi bisogna avere il padrino che ti aiuta. E di necessità si fa virtù, perché se vuoi mandare avanti l'azienda o la chiudi devi spesso sottostare a delle forme di partecipazione a dei sistemi che non ti andrebbero bene, e allora l'imprenditore a quel punto per la sua azienda, per i suoi lavoratori, per tutto cerca di arrangiarsi in qualche modo, andare avanti. Quindi è un sistema che è dato difficile proprio dalla nostra normativa, ecco. Certo. Cioè la necessità sempre della discrezionalità su certe scelte da fare. Chiaro. E questo ha portato alle conseguenze che poi Tangentopoli è stato il culmine, perché come diceva giustamente il eccetera, poi sono scomparsi il PD, la Democrazia Cristiana, cioè tutti i partiti più importanti, il Partito Socialista. Craxi è stato addirittura, non l'ho voluto ascoltare quando ho voluto dire la verità, cioè ricordate anche voi cosa succedeva, dovevano alzarsi. I titoli del giornale non è che si dimentichino, ogni mattina la gente, non so se vi ricordate, il Mattino o anche il Gazzettino vendevano il giornale alle 3 di mattina in piazza Garibaldi, c'era la coda. C'era la coda. È storia questa. Perché no, ma è storia, quando mai vedete lì? Adesso magari ci sarebbe su internet, ma una volta c'era la coda. Perché la gente, a chi è toccato oggi? Chi hanno arrestato oggi? Sì. No, ma la cosa bella è che è storia che è raccontata da voi, che eravate in parte coinvolta in questo, quindi operatori di settore strategico, diventa ancora più interessante, perché la storia è sempre stata raccontata da chi faceva politica oppure della magistratura, eccetera, ma non da parti coinvolte operative. Io per esempio che allora ero già amministratore della società, però non avevo mai ricevuto niente per coinvolgimenti di niente, però mi ricordo perfettamente che una notte, all'1 di notte, mi hanno suonato il campanello, mi hanno portato a essere interrogato senza nessun mandato. In quei momenti tu hai talmente tanta timore e paura
che se lo facessero adesso, a posteriori direi calma, perché dove, cosa ma volete, c'è l'esperienza, c'è l'età. Brava, esatto, ma c'è l'esperienza. Ma allora, sai, alle 1 di notte ti vengono a prendere, mi segua, io poi purtroppo abitavo a 50 metri, da via San Francesco, dove era la sede della finanza, della tributaria, Certo. e vengono lì, e lì che ti interrogano e ti chiedono, ma tu cosa sai di questo? Ma dico, ma di cosa state parlando? Poi la cosa sorprendente era che tutti cadevano dalle nuvole, ma va, Tangentopoli, ma si pagano, i professionisti, gli imprenditori pagano i politici, la politica non è così sana. Io non so quando è che hanno fatto il film Il Portaborse, ma io penso che c'è veramente il ridicolo, c'è stato, questi grandi PM che riuscivano a scoprire delle cose che nate solo dalla confessione di chiesa, cioè era l'esasperazione delle persone che ha portato a scoprirla, e dopo la grande partita dei pubblici ministeri che non si capacitavano di tutte queste cose. Che venivano fuori. Queste sono state le conseguenze che ha cambiato il mondo imprenditoriale, meno politico tanto, però senza grandi risultati purtroppo. Architetto Cazzaro, è cambiato il modo, si è costruito comunque, si costruiva. Ecco, diciamo, io lo chiedo a lei perché lei è costruttore e ha fatto un'evoluzione anche come altri, per carità, nel modo di costruire. Poi ha detto rinneghiamo il passato, investiamo, facciamo un modo diverso, come immagino molti di voi, ognuno nel proprio ambito. Ma come si costruiva al tempo? Ovviamente. Perché abbiamo il famoso costruito degli anni 90, certo, no? Anni 90-2000 che... si è fatto molto anche dopo. Sì, stiamo analizzando questa era. In quel momento la necessità era costruire, la qualità intrinseca del prodotto era tutto sommato relativa. Okay? Ma non c'erano neanche studi a riguardo? Ma c'era una cosa molto molto semplice, semplicistica e un po', come dire, costruita figlia del momento, se vogliamo, no? Poi da là in avanti, io infatti la questione, come diceva Gigi, del Tangentopoli, non facendo lavori pubblici, o pochissimo, pressoché niente, l'ho vissuto un po' da esterno, eravamo sul mercato relativamente ai lavori privati, eccetera, eccetera, però in quel momento non c'erano assolutamente né l'offerta né la richiesta di soluzioni evolute, proprio no. Ma infatti il settore costruzioni... Quando è uscita la legge 373, che è stata la prima sul contenimento energetico, avevamo dei parametri più bassi della Turchia, tanto per capire, c'era oggi le comiche, avevamo delle norme che dicevano invece di 0 fai 0,1, ok? Di conseguenza. Da là poi però progressivamente siamo andati abbiamo anche delle situazioni di eccellenza assoluta, insomma, ecco, però è passato del tempo e da qua si sono mosse le 180 imprese che aveva Antonio, si sono ridotte per effetto di un mercato che le ha scrollate, modificate, stroncate, e siamo entrati anche dal punto di vista costruttivo in un campo di alta specializzazione. Da là le imprese, noi adesso siamo 100, ma siamo molto diverse. Sì, io credo che anche ha giocato il fatto generazionale, cioè a un certo punto molti di questi imprenditori, tutte che erano imprese tutte di famiglia, personali, magari di non famiglia, avevano il figlio all'altezza e c'è poco da okay. fare. Lì c'è passaggio generazionale, infatti adesso vediamo anche quell'aspetto lì, perché poi comunque anche voi siete abbastanza giovani, insomma, tutto sommato, lei li porta benissimo, quindi nei giovani. Allora, ingegnere, periodo 2009-2012, giusto? Sì, è stato un periodo molto duro. Beh, particolare, cosa connoterebbe? Dico una cosa che mi è venuta in mente venendo qui. A un certo punto tutte le imprese, gli appalti pubblici si facevano solo al massimo ribasso. E tutte le imprese venivano da me e dicevano: ma non si può andare avanti così, continuare. Cioè in questo momento di difficoltà per le imprese dobbiamo trovare un sistema diverso. Allora io sono andato dal sindaco di Paldi, allora non faccio il nome, e gli ho detto se poteva venire in consiglio nostro, il consiglio direttivo nostro, che parlavamo del problema, in particolare il comune di Padova che continuava a emanare appalti al massimo ribasso. E l'ho invitato, è venuto, ha ascoltato tutte le lamentele degli associati che erano presenti,
A un certo punto io gli chiedo in maniera ferma, signor Sindaco, possiamo cambiare il sistema di appalto visto che la legge ce lo permette? E questo mi ha risposto, ma lei come la compra la Coca-Cola al supermercato? Al prezzo maggiore o dove costa meno? Sono stato 2 minuti in silenzio perché mi sono anche cadute le braccia, ed è vero. Io ho detto, dopo però gli ho ribattuto, guardi che l'appalto, soprattutto l'appalto pubblico, non è una fornitura di supermercato, è un insieme di servizi e di maestranze e del lavoro dei nostri operai che danno un valore in corso, cioè non è un prodotto finito che andiamo a comprare, quindi ci possono essere 100.000 variabili. Trovo anche strano, siccome veniva, quando era stato giovane, dal mondo delle costruzioni anche lui, che abbia fatto un'esternazione del genere. Però comunque non ha cambiato il sistema di appalto, è stato inutile, non ha cambiato. Dopo col tempo si sono resi conto che in effetti gli appalti al massimo ribasso erano deleteri non solo per le imprese, ma anche per la pubblica amministrazione e anche per i cittadini, perché l'impresa lottava fino alla fine per cercare di non rimettersi in quel cantiere. Sì, è il discorso della qualità che faceva. Allora, e poi nelle opere pubbliche sono entrate imprese da altre realtà. Per non far nomi, ricordiamo lo stadio di Padova, che sono andato io a parlare per l'appalto, tira, no ma qua non ce la facciamo. Il risultato finale l'abbiamo visto sui giornali tutti quanti, ma che tra l'altro abbiamo lo stadio. Ne possiamo citare decine di appalti finiti. Ho detto lo stadio che più, eclatante. che comunque abbiamo lo stadio più brutto del mondo. Esatto. Adesso ne do la parola al Presidente, abbiamo solo un brevissimo break pubblicitario, quindi riprendiamo un po' il punto. Siamo arrivati a questo 2009 circa, 2012, quindi un periodo. Ha saltato 2 anni. Sì, che c'è stato sempre. Tutti piangono, bisogna anche dire quando le cose vanno bene. Cioè noi, era un settore del 2007-2008, i prezzi delle costruzioni erano altissimi. Lì le cose andavano bene per tutti. Infatti. Fino è andato bene, molto bene. Non si sono raggiunti tuttora i prezzi di quel periodo là, del venduto, perché si vendeva tantissimo. Sì, perché io non parlerei tanto di prezzi quanto bisogna anche fare le cose, cioè in quell'epoca lì, io per esempio in quell'epoca lì ho costruito la Cittadella, poi è arrivato Botta, è arrivato l'Hotel Mantegna, quella via lì che io quando muoio vorrei il nome perché... Ricordiamolo. Però sarei in lotta con Geometra Favaro che ha costruito tutta l'università dall'altra parte. Infatti io e Favaro, poverino che è morto, era un gran presidente pure nostro, quando ci vedevamo nel 93, sì, 93. Sì. Torniamo su queste cose, devo andare un attimo in pubblicità qualche secondo, restate sempre con noi.